Buonasera a tutti, grazie a voi che siete presenti, grazie soprattutto a Federico che è ritornato a trovarci. Tutti voi penso abbiate fatto il mio stesso pensiero. Oggi sapete tutti che è in America è la festa. Ecco, non potete nemmeno immaginare cosa significa per noi avere qui un cittadino italiano americano nel giorno dell'indipendenza. Lo metteremo negli annali, ce lo ricorderemo, aver qui proprio questa sera Federico Rampini, che io accolgo con un applauso se siete d'accordo, perché una gioia, un piacere, e questo è l'affetto che noi proviamo per lui. Allora, posso aggiungere solo un dettaglio, che insieme a me viaggia mia moglie Stefania, che ha ritrovato ben 2 cugine che sono di quest'area. Come vedete abbiamo radici. Non è un caso se io mi ostino a tornare a Valdagno così spesso. Mia moglie ha delle radici antiche, familiari. Grazie, non facciamo l'applauso a Stefania perché poi si offende, però la ringraziamo per essere qui. Ecco. È un applauso in diretta. Beh, a noi fa molto piacere perché venne qui la prima volta molti anni fa, quando presentammo il tuo libro, eravamo alla Sala Super, quella volta mi ricordo. Bene, qui sapete un po' il format, come funziona. Abbiamo il piacere di avere uno qui, l'autore, 2, abbiamo in fondo, se volete acquistare poi il libro, questo libro che presentiamo questa sera, perché nel frattempo, se vorrà farci qualche piccola anticipazione, i 2 libri sono in parte collegati, però questo è l'ultimo libro, America, che è uscito nel giorno dell'indipendenza americana. Qui ci sarebbe molto da dire anche su questo. Ringrazio innanzitutto il nostro partner culturale, sponsor, che ci supporta in molte delle nostre iniziative, che è l'azienda Amer. Qui abbiamo anche la presenza di Venegoni, che è un dirigente importante, e poi volevo ringraziare sempre l'amministrazione che ci mette a disposizione questa sala, e chiedo anche subito, così rompiamo gli schemi, alla consigliere Liliana di portare un saluto dell'amministrazione. Buonasera a tutti, grazie a Federico per essere ritornato con noi. Il saluto è quello dell'amministrazione comunale e del sindaco, che questa sera ho avuto l'incarico di sostituire in quanto impossibilitato ad essere presente. Dirò che a me fa molto piacere, non che lui non ci sia, ma di poter scambiare con voi qualche piccola considerazione. Il libro, lo dicevo prima con il nostro Don Gianni salendo in sala, mi ha lasciato con un senso, vorrei dire, uso questo termine quasi di sconforto e comunque di grande preoccupazione, ma forse perché con Federico Rampini condivido l'anno di nascita, e nel suo epilogo, insieme a Luciano Caleffi, e nel suo epilogo, quando diceva abbiamo l'età per ricordare cose importanti che hanno cambiato sicuramente il mondo non solo occidentale, ma il mondo nel suo complesso, per cui da bambini entrambi o tutti quelli che hanno un'età di questo genere ricordano sicuramente la morte del Presidente degli Stati Uniti, ma ricordano Kennedy, ricordano tutta una serie di avvenimenti di quegli anni, ricordano col passare del tempo tappi importanti che hanno segnato una trasformazione che probabilmente è sì stata epocale, ma lo è stata ancora di più perché tutti la conosciamo, perché nel passato era molto più difficile avere conoscenza degli avvenimenti e della maniera in cui gli avvenimenti si
inanellavano l'uno con l'altro o quanto uno trascinava altri avvenimenti. Di questo libro, che ripeto mi ha lasciato con grande confusione anche e molta preoccupazione, voglio citare 2 capitoli perché mi hanno colpito in maniera particolare. Prima Eliseo diceva oggi è il 4 luglio, per fortuna che non è il 12 ottobre, visto che nel capitolo iniziale del libro sviluppa tutto quel ragionamento sul Columbus Day e su Cristoforo Colombo, quindi meglio 4 luglio. Ma i 2 capitoli che mi hanno per qualche verso, in un caso personale, nell'altro anche di una sensibilità che andava in una certa direzione, e che il capitolo mi ha fatto, come dire, non tornare indietro, ma nascere qualche dubbio. I capitoli sono quello legato all'ambiente e al taglio molto, molto particolare che Federico dà in questo capitolo, ma non solo perché c'è questa critica o questa critica non bonaria, ma critica anche forte a tutto un mondo che in qualche maniera sta idolatrando o ha costruito una religione intorno a Greta Thunberg, ma su dei ragionamenti che io, che leggo costantemente Mercalli, che voi conoscete sicuramente, hanno impostazioni molto diverse, no? La paura per l'ambiente, la paura per il futuro, la paura per un progresso che vorremmo infinito, ma ci chiediamo se dovesse esserlo per davvero, quali conseguenze porterebbe nelle nostre vite. Quindi su quell'argomento personalmente, e consiglio a ognuno di voi di leggere in maniera approfondita quelle pagine, credo vada fatta anche una rivisitazione e in qualche maniera una nuova riflessione, ma non perché l'ambiente non sia in pericolo. Ce l'ha dimostrato ieri quello che è successo nel nostro Veneto e sulla Marmolada, e quanto questo abbia provato la nostra comunità, visto che una delle persone che sono mancate faceva parte proprio della nostra comunità. Ma sicuramente quello dell'ambiente è un grande problema. Forse l'affrontarlo in maniera catastrofica non è il modo migliore per risolvere realmente i problemi. Ma l'altro capitolo a cui volevo fare una brevissima considerazione è quello relativo al puritanesimo, così definito da Federico nelle sue pagine, che ben descrive una realtà americana, ma nel finale del capitolo apre una finestra sul fatto che probabilmente i nostri paesi, ancora forti nel loro cattolicesimo, non hanno la stessa problematica. Ce l'ha invece un paese, il Regno Unito, o comincia ad averlo un paese come il Regno Unito. Mi capita, e non per caso, di avere una persona che mi è molto cara, che in una di queste università, controvoglia, ha dovuto diventare il coordinatore di una commissione che è quella non tanto delle pari opportunità, ma di tutte le situazioni che potrebbero essere in qualche maniera lesive delle minoranze e delle minoranze. All'inizio, quando mi veniva raccontato il clima quasi di terrore all'interno dell'università, pensavo che stesse esagerando. Poi nelle pagine che ho avuto modo di leggere in questi giorni ho capito che non era un'esagerazione, il fatto che gli insegnanti maschi vivono con continua preoccupazione anche un approccio benevolo e molto normale con le studentesse che puntualmente fanno denunce a non finire. Il fatto che nel momento in cui tu diventi responsabile di una commissione ti viene di necessità imposto come aiutante una persona che non è solo gay, ma è trans, che non vuol sentire usare nessun pronome identificativo, ma l'unica maniera a cui fa riferimento è gay, e quindi ho in qualche maniera riflettuto anche su
tante comunicazioni che ormai vediamo, ad esempio come leggete voi, carissimi, asterisco, cioè a me non capita neanche di riuscire a leggerlo, ma non per non riconoscere i diritti di chi è minoranza, ma perché in questi anni abbiamo visto mettere alla gogna anche scrittrici che sicuramente in Gran Bretagna non avevano grandi colpe se non quella di dire che la differenza di genere, le donne venivano definite così, non in maniera generica. Ecco, capisco che sono argomenti molto delicati. Mi chiedo se ci sia un modo non di scontro per affrontarli. Io voglio sperare di sì e mi auguro che nel futuro anche le nostre crescite individuali e culturali come società ci permettano di superarle e che ci consentano di trasformare un possibile suicidio non solo occidentale ma più globale in una possibilità di cambiamento e di speranza. Nel ringraziare ancora Federico per la sua presenza, auguro a tutti voi anche una buona serata. Inizio con 3 righe del libro di Federico, anche per poi spiegare il perché. Lui scrive: se una guerra nel cuore dell'Europa ci ha colto impreparati è perché eravamo impegnati nella autodistruzione. Il disarmo strategico dell'Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo culturale. E allora precisiamo subito che questo libro, lui l'ha detto anche in più interviste, non è stato scritto sull'onda degli ultimi avvenimenti, perché non è un instant book e non è nemmeno, a differenza, o almeno non lo è in tutto, a differenza degli altri libri, che lui ha scritto un libro di geopolitica, ma è qualcosa di diverso e potremmo definire un libro di cultura politica. Allora, se l'autore ha deciso di affrontare il tema della decadenza dell'Occidente, lui lo ha definito in modo molto forte, il suicidio dell'Occidente, molto probabilmente ha avuto la consapevolezza che bisognava affrontare alla radice le cause che spiegano gli eventi geopolitici di sviluppo che lui ha saputo raccontarci qui tante volte con i suoi libri. L'Occidente ha effettivamente un grosso problema di identità e di autostima. Si può parlare effettivamente di un disarmo culturale in atto. Pensiamo, lo studio della storia è venuto meno e sempre più si è fermata una narrazione falsificata a uso di alcune parti, di alcune tesi specifiche. C'è in atto una denigrazione della scienza, l'abbiamo visto anche in questi ultimi anni, e del metodo scientifico, a favore di teorie animiste, divinatorie. Lui ci mette qui dentro tutto un capitolo sulla parte ambientale, cultura ambientalista. Poi cancel culture, politically correct, walkout culture, che ci hanno portato a dittatura e pensiero unico e alla fine della tolleranza, cose che io ho imparato leggendo questo libro, ma è ricchissimo di esempi, penso che vorrà portarcene qualcuno per capire esattamente di che cosa parliamo. Ma il suo giudizio è un giudizio molto duro nei confronti di una elite che si definisce progressista e liberal. Lui la chiama più volte sinistra illiberale e lo dice ricordando anche nel libro più volte che lui è proviene da una radice di sinistra, ma era una radice comunista, berlingueriana e gramsciana. E questa sinistra radicale, lui dice invece, sta portando in dono alla destra una situazione in cui di fatto poi la sinistra con questo suo comportamento ha permesso alla vittoria, ha portato anche alla vittoria di Trump. È una sinistra certamente attenta alle minoranze etniche, abbiamo sentito prima anche per quanto riguarda le minoranze sessuali, però una sinistra che si è dimenticata di affrontare quelli che sono, secondo
ma meno la teoria marxiana, le differenze sociali di classe. Si preferisce parlare di queste differenze, ma non si mette assolutamente in discussione quella che è la differenza di situazioni economiche che si trovano e si riscontrano all'interno dell'America. Quindi è un libro, un campanello d'allarme, sicuramente per questa parte dell'Occidente che sta dall'altra parte dell'oceano, l'Europa, come potremmo dire un ultimo avviso ai naviganti. Quindi io finisco con 2 domande. Primo, questa te l'hanno fatto più volte, poi anche per non andare fuori poi vi dico, cosa possiamo fare noi come Europa per uscire da questo loop di deriva democratica? Abbiamo ancora qualche chance, siamo arrivati in ritardo, e l'altra che si lega a questo, ma è una domanda che mi interessa e tratti anche nel libro, è come è potuto avvenire tutto ciò in un paese come l'America che noi, molti anni fa, quando eravamo più giovani, guardavamo come un modello da seguire. Grazie Federico, a te. Buonasera. Felice di essere di nuovo tra di voi, vi ho anche spiegato ormai il legame familiare con Valdagno. Non mi lascio sfuggire l'occasione di una battuta sul 4 luglio, perché effettivamente la coincidenza è piuttosto interessante in questo momento, vista la differenza di fuso orario. Qui è la sera, ma a New York, dove io abito, e su tutta la East Coast sono le 2 del pomeriggio, 2:30, 3 del pomeriggio, e molti americani stanno festeggiando il giorno dell'indipendenza con il classico barbecue nei parchi. È un momento festoso e al tempo stesso è uno di quei momenti in cui si riflette su quello che va storto nella società americana, perché in realtà è difficile trovare un 4 di luglio così divisivo, con una società americana così lacerata. Poi parlerò molto anche dell'Europa, ma voglio partire da questo spunto del 4 luglio, Independence Day. Proprio ieri leggevo sul New York Times di cui tornerò a parlare perché è considerato il giornale più autorevole degli Stati Uniti, è il giornale della mia città, e al tempo stesso è un giornale proprio simbolo di quello che è andato storto nella elite americana, perché è diventato un giornale che io consideravo da giovane come un modello, veramente un esempio da imitare, da seguire, di grande giornalismo autorevole, indipendente, oggettivo, o quantomeno alla ricerca di equilibrio e oggettività. Adesso è un giornale molto schierato, molto di parte, molto fazioso. Ieri leggevo di una intellettuale della sinistra afroamericana, quindi una militante molto, molto radicale, che diceva io la bandiera americana non la voglio più sventolare, non mi appartiene più. La fine del patriottismo, proclamava in questo articolo che il patriottismo è un valore negativo da cui bisogna liberarsi. E questa non è una posizione individuale. Oggi leggevo un sondaggio in cui si chiedeva, è una domanda che può sembrare un po' obsoleta, un po' retorica, ma con quello che sta succedendo in Ucraina forse è un po' meno astratta di quanto si creda. La domanda era nel sondaggio agli americani: morireste per la patria? E il 70% dei repubblicani dice sì, ma solo il 40% dei democratici. E qui vedete già c'è un problema, nel senso che quando si parla di suicidio occidentale, se partiamo dall'America, la prima cosa che viene in mente come spettacolare tentativo di suicidio della più grande liberal democrazia, della più antica liberal democrazia, è il 6 gennaio 2021, cioè l'assalto al Campidoglio, l'assalto a una delle istituzioni democratiche per eccellenza, che è la sede del Parlamento, scatenato, aizzato da un presidente uscente,
il quale veniamo a scoprire, perché in questi giorni continuano le indagini parlamentari, c'è una commissione d'inchiesta parlamentare sui fatti del 6 gennaio, veniamo a scoprire che non solo Trump, questo lo sapevamo, io ero là, il 6 gennaio 2021 io ero a Washington a fare il mio dovere di giornalista, a guardare gli eventi, perché doveva essere il giorno del passaggio delle consegne, nel senso che il Congresso doveva votare la vittoria, la ratificazione della vittoria di Biden, quindi ero lì in piazza ad ascoltare il comizio di Trump. Quindi che Trump stesse pronunciando delle parole incendiarie che aizzavano i manipoli più esagitati dei suoi fan era evidente a tutti, eravamo lì ad ascoltarlo in diretta. Adesso stiamo scoprendo anche tanti retroscena, no? Che lui voleva addirittura andare alla guida della macchina presidenziale, dell'automobile presidenziale, guidare lui quelli che andavano all'assalto del Congresso, cose gravissime. E quindi quando pensiamo al suicidio della più grande liberal democrazia del mondo, la prima cosa che ci viene in mente è l'assalto di una destra eversiva, estremista, fanatica e anche violenta in alcune frange. Quando però ci chiediamo com'è possibile che oggi Trump possa perfino pensare a ricandidarsi, o guardiamo i sondaggi che dicono che quest'anno a novembre, quando votiamo non per il Presidente, ma le legislative, al rinnovo del Congresso, quasi sicuramente vinceranno i repubblicani, beh, allora dobbiamo anche chiederci cos'è successo dall'altra parte. Per spingere così tanti americani verso la destra, cosa ha fatto la sinistra? E uno dei temi è questo, che la sinistra c'è in pieno dentro il suicidio occidentale, una sinistra che dice l'America mi fa schifo, perché il risultato di quel sondaggio è molto chiaro, o l'editoriale pubblicato dal New York Times che dice basta con la bandiera americana il giorno dell'Independence Day. L'America mi fa schifo, il mio paese mi fa schifo. E questo è un pezzettino della storia del suicidio occidentale, cioè come nel cuore della quella che consideriamo ancora la superpotenza guida dell'Occidente, da molti anni ormai si sviluppa la tendenza a considerarla l'impero del male. L'impero del male siamo noi. La società più orrendamente razzista, sessista, discriminatoria verso le minoranze. Questa è una narrazione che negli Stati Uniti è fortissima, naturalmente ha coinvolto l'Europa, quasi tutto quello che avviene negli Stati Uniti prima o poi coinvolge l'Europa. In più in Europa ci si aggiunge una vena di anti-americanismo che è molto antica da noi, poi su questo possiamo anche elaborare cos'è la vera natura dell'anti-americanismo in Italia, ad esempio. Sta di fatto che qui quindi torno diciamo, la parte geopolitica di questo libro, che non è l'unica e non è nemmeno dominante, però questo spiega anche l'Ucraina, questo spiega perché siamo arrivati così maledettamente impreparati, perché ci eravamo raccontati ormai da così tanto tempo che l'unico impero del male siamo noi, che l'unica civiltà che è intrinsecamente aggressiva, colonialista, dominatrice, che saccheggia le risorse del pianeta, siamo noi, che abbiamo ignorato il risorgere alle nostre frontiere o un pochino più lontano di antichissimi imperi che sono sempre esistiti e che non sono mai stati degli imperi buoni, perché gli imperi buoni non esistono. Sono sempre stati aggressivi, dominatori, espansionisti, colonialisti. Guardate, osservate velocemente una carta geografica della Russia e della Cina, sono gli ultimi due imperi coloniali sulla Terra. Sono imperi coloniali, hanno le colonie. La Siberia asiatica non è russa, è una colonia conquistata. In Cina 1/3 del territorio sono colonie. Il Tibet, invaso e annesso militarmente nel 1950, lo Xinjiang popolato da un'etnia turcomanna e islamica, la Mongolia, che ha tutta un'altra storia rispetto alla Cina, sono colonie. Tutto questo però nella nostra conversazione quotidiana è sempre stato ignorato,
così come il risorgere dell'impero ottomano o dell'impero persiano. No, tutte queste cose non ci interessavano perché eravamo troppo occupati ad autocolpevolizzarci, a flagellarci per i nostri peccati, perché è una forma, in un certo senso anche questa, di eurocentrismo, per pensare che tutto il male siamo noi, in fondo, a volerci psicanalizzare, c'è quasi una forma autoconsolatoria, perché ci restituisce una centralità che in realtà non abbiamo più. Se tutte le sciagure del pianeta, se tutte le sofferenze dell'umanità hanno una causa in ciò che facciamo noi, allora siamo veramente importanti. Bene, questo spiega, e rapidamente rispondo anche alla tua domanda sull'Europa, il suicidio occidentale nella sua dimensione geopolitica. L'Europa è stata poi il centro di un esperimento di autoillusione magica, perché per decenni ci siamo cullati nell'illusione di poter essere la prima superpotenza erbivora nella storia umana. L'Unione Europea come superpotenza che avrebbe esercitato un'enorme influenza nel mondo solo in virtù delle sue forze soft, morbide, dolci, come soft power, cioè economia, tecnologia, scienza, educazione, diritti, welfare, civiltà con la C maiuscola. Questo doveva essere il fascino che avrebbe fatto dell'Unione Europea un modello universale e, per carità, non c'era bisogno di investire nella nostra sicurezza, nella nostra difesa, perché tutti ci avrebbero rispettato per quello che rappresentiamo noi come concentrato di valori, no? E invece purtroppo non è andata così. La forza militare gioca ancora un ruolo enorme nelle vicende del mondo e l'Europa è arrivata del tutto indifesa, se non fosse per il vecchio zio Sam che ancora ha qualche base militare su questo continente. Qui chiudo però la parentesi geopolitica perché voglio venire a parlare dell'aspetto più culturale del libro. Che cos'è il suicidio occidentale? Vi faccio degli esempi concreti e poi risponderò a tutte le vostre domande anche per spiegare in che cosa vi riguarda e quanto queste cose diventeranno importanti anche qui in Italia, però parto da esempi di vita americana perché da 22 anni che vivo in America. L'altro libro che hai citato, America, è una specie di guida per capire, riscoprire cos'è l'America veramente, nei suoi difetti orribili e anche in qualche qualità che è essenziale, altrimenti non si capisce perché l'America è l'America e perché tanti italiani vogliono continuare ad andarci. Ma 22 anni di vita in America ne estraggo alcuni quadretti di vita quotidiana e uno riguarda, sì, proprio il Columbus Day, quella che dovrebbe essere la festa dell'orgoglio degli italo-americani. Io sono un italo-americano ormai a tutti gli effetti perché sono nato con la cittadinanza italiana, poi ho preso anche quella americana. Non dimenticherò mai la prima cittadinanza, quella italiana, rimane quella più importante, però sono anche cittadino degli Stati Uniti, quindi tecnicamente sono uno di quelli col trattino italo-americano. Ecco, il giorno del Columbus Day, che fu creato da Franklin Roosevelt nel 1933, per sancire che noi italiani eravamo diventati una comunità fortemente integrata dentro la società americana. Fu un regalo fatto da un presidente progressista a una comunità che aveva avuto una storia anche difficile in America. Oggi è il giorno della vergogna di essere italiani, perché nel giorno di ottobre in cui si celebra il Columbus Day, intanto in 2/3 degli Stati Uniti è stato abolito, nel senso che si è cambiato il nome, è diventato Indigenous Day, il giorno degli indigeni, il giorno dell'orgoglio indigeno. E in quel giorno si fa il processo a Cristoforo Colombo, come una specie di antesignano di Adolf Hitler, cioè il regista demoniaco dello sterminio della popolazione locale, del genocidio dei nativi. Questa è la storia che viene insegnata, ma non solo.
Non è solo questo. Il momento del Columbus Day è un momento tipico in cui nelle scuole americane, soprattutto nelle scuole pubbliche, nelle scuole di Stato, si rafforza un insegnamento che poi prosegue tutto l'anno in varie forme, nei corsi di educazione civica o nei corsi di storia o di geografia, in cui l'insegnante dice ai bambini, perché si comincia molto presto, tu che sei bianco, tu devi pentirti del razzismo della tua categoria, perché è a causa dei bianchi che sono stati sterminati i nativi, è a causa di voi bianchi che gli afroamericani sono stati condotti qui in schiavitù, e tutti sono oppressi da una razza bianca che è quella che ha dominato la storia degli Stati Uniti e ha impresso questi marchi infami, criminali, dello schiavismo, del razzismo, della discriminazione. Ora, in astratto, questa è una narrazione che ha qualche aggancio con la realtà. Lo schiavismo è esistito e come è una macchia orribile nella storia degli Stati Uniti, e il razzismo esiste tuttora, è un altro problema, una piaga enorme. Però caliamo questa lezione di educazione civica nella realtà concreta di una classe di studenti, in cui magari il professore si è rivolto, o la professoressa, si è rivolta a una bambina di 12 anni che potrebbe essere discendente di immigrati italiani, i quali arrivarono magari dalla Sicilia, viaggiando in terza classe con le valigie di cartone, arrivando a Ellis Island, nell'isola dove venivano messi in quarantena gli immigrati, trattati malissimo, discriminati, sì. Lei ha la pelle bianca, questa ragazzina di 12 anni, il cui bisnonno magari era siciliano, ma non per questo lei si è macchiata di colpe legate allo schiavismo, e neanche i suoi antenati erano schiavisti o possessori di latifondi dove gli schiavi neri lavoravano nelle piantagioni di cotone. E poi la stessa professoressa che sta facendo questa lezione di educazione civica le spiega che ci sono delle minoranze che vanno risarcite, ricompensate per tutti i torti che hanno subito. E per esempio a fianco a lei potrebbe esserci un immigrato da un paese dell'America Latina, e questa è una categoria oppressa che va oggi ricompensata, che ha tanti diritti che vanno difesi. Peccato che se viene per esempio dal Messico, qualunque studio storico, genealogico vi dice che il 98% del DNA di quel bambino latinoamericano è spagnolo. Se viene... sì, perché vedete, torno un attimo sulla figura di Cristoforo Colombo, no? La storia di Cristoforo Colombo è una storia piena di sorprese, di pagine orribili, di pagine meravigliose. Era soprattutto un grande navigatore, è stato per breve tempo un politico, un governatore dell'isola di Hispaniola, come lui chiamò allora quella che oggi è divisa tra la Repubblica Dominicana e Haiti. È stato un pessimo governatore, ha trattato malissimo sicuramente la popolazione locale, ma anche gli spagnoli che erano sotto il suo dominio. È stato subito del resto denunciato, processato e schiaffato in carcere, ha scontato una pena in carcere per le sue malefatte da governatore, ma questo episodio è minuscolo. Il vero genocidio degli indiani, se guardiamo agli episodi militari della conquista dell'America Latina, sono spagnoli, sono portoghesi che arrivarono a fare la vera operazione militare di conquista, ma la vera guerra di sterminio è stata letteralmente involontaria, è stata batteriologica. Cioè noi colonizzatori eravamo portatori di germi contro i quali le popolazioni locali non avevano nessuna difesa immunitaria naturale. Sono morti sterminati dal morbillo, dal vaiolo, molto molto più che dai fucili degli spagnoli. Questa è la vera storia che andrebbe raccontata nelle scuole americane, ma che non viene raccontata, perché interessa una storia trasformata in favola, dove ci sono dei cattivi da una parte, noi,
solo noi e tutti gli altri, molto molto buoni, innocenti vittime. Se nella stessa, torno alla mia lezione di educazione civica, no? In questa classe dove c'è una ragazzina di origini italiane, magari c'è un altro immigrato, figlio di immigrati, che viene additato come esponente di una di queste minoranze oppresse che vanno risarcite di tutti i danni che hanno subito. Lui è un immigrato dal Medio Oriente. E già, peccato che gli arabi sono stati i più grandi profittatori del commercio di schiavi. I più grandi trafficanti di schiavi della storia sono stati gli arabi. Ma nessuno sta insegnando nel mondo arabo che bisogna pentirsi, espiare le colpe storiche. Lo schiavismo peraltro esisteva in Africa, una delle più grandi potenze africane. L'impero del Benin era un impero che prosperava sul commercio di schiavi africani. Certamente quando abbiamo cominciato a immischiarcene noi, cioè i colonizzatori del Brasile prima di tutto, quindi portoghesi, poi spagnoli, poi inglesi, ha preso delle dimensioni, diciamo, su scala industriale, ma all'interno dell'Occidente sono nate anche, del nostro Occidente, di cui dobbiamo riscoprire i valori e le qualità, sono nate anche tutte quelle correnti culturali che denunciavano lo schiavismo come un orrore, un'infamia, una vergogna da cancellare. I grandi movimenti abolizionisti dello schiavismo sono nati in Occidente, non nel mondo arabo, che pure praticava, commerciava, trafficava, profittava del traffico di schiavi da secoli. Ma questa è una storia che è vietato insegnare negli Stati Uniti oggi. Allora, vedete, questo mi riconduce ai quadretti di vita quotidiana. Io lo ricordo nell'altro libro, America, ma arrivai con mia moglie e 2 figli all'epoca ancora molto piccoli e un barboncino, ci trasferimmo a vivere a San Francisco 22 anni fa. La nostra storia americana coincide con il luglio del 2000, quindi siamo americanizzati, la nostra americanizzazione è cominciata da 22 anni. E un episodio mi colpì, la prima notte in cui eravamo arrivati, stravolti dal fuso orario. Tra la California e l'Italia sono addirittura 9 ore di fuso orario, 15 ore di volo, e dimenticammo di disattivare un allarme, scattò l'allarme nella casa che avevamo preso in affitto e con piacevole sorpresa arrivò una volante della polizia quasi subito, in pochi minuti, cosa piacevole perché a Milano, dove abitavamo allora, si sentivano suonare allarmi dei antifurto degli appartamenti per tutto il mese di agosto senza che si scomodasse un poliziotto. Quindi ci diede una bella impressione e poi dalla volante della polizia uscì una squadra di poliziotti multietnica. C'era un poliziotto bianco, uno asiatico, uno messicano e qui di colpo era un ricordo che rimase impresso, perché al nostro primo giorno di residenti in America, l'America l'avevamo già visitata tante volte, ma come residenti era il giorno del battesimo, e questa pattuglia di polizia multietnica ci sembrò un riassunto di tutte le cose che funzionavano bene in America, come società multietnica capace di integrare tutte le minoranze. Perché in fondo dietro quella composizione della pattuglia di polizia c'era un messaggio forte. Prima di tutto, dentro le forze dell'ordine ci sono le minoranze etniche, e secondo, quelli che arrivano da fuori devono sapere che l'America è un paese dove bisogna rispettare le leggi locali. Se non le rispetti, c'è addirittura qualcuno che ha il tuo stesso colore della pelle, che ha le tue stesse origini, che ti obbliga a rispettarle. È un messaggio disciplinante molto forte. È lo stesso messaggio che per decenni o addirittura per un paio di secoli assimilarono i nostri emigranti. Arrivavano in America e sapete che spesso proibivano ai figli di parlare italiano a casa, perché bisognava integrarsi, bisognava farsi accettare, bisognava mostrare di essere partecipi delle regole del gioco locali. Quindi prima cosa imparare l'inglese, non continuare a parlare in italiano o addirittura nel dialetto. Questa era l'America che ha funzionato. L'America dove, a proposito del messaggio di quella pattuglia multietnica, i migliori magistrati antimafia erano italiani.
Rudolf Giuliani, quando era giovane e bravo, prima che gli desse di volta il cervello, era stato un grandissimo amico di Falcone Borsellino, collaboratore di Falcone Borsellino. Rudolf Giuliani era stato uno dei grandi procuratori antimafia. I boss di Cosa Nostra sono tutti dietro le sbarre, tutti in galera. Questo era stato un esempio forte di integrazione. Noi italiani arrivavamo, volevamo mostrare di rispettare la legge del paese. Se c'era qualcuno di noi che era mafioso, noi lo combattevamo. 22 anni dopo il nostro arrivo negli Stati Uniti, l'America di oggi è quasi irriconoscibile, perché dietro questa lezione di educazione civica su Cristoforo Colombo che io vi ho raccontato, ci sono ben altri cambiamenti che sono accaduti, cioè è passata purtroppo nella sinistra più radicale un'ideologia no border, di cui la più illustre esponente è Alexandria Ocasio-Cortez, una deputata democratica di estrema sinistra eletta a New York, che dice che, primo, tutti i disperati della terra devono poter entrare negli Stati Uniti se vogliono, secondo, non perché siamo generosi, ma perché siamo colpevoli, dobbiamo espiare i nostri peccati, siamo noi che abbiamo seminato povertà e sofferenza in tutto il pianeta, quindi le frontiere degli Stati Uniti devono essere aperte a tutti coloro che vogliono arrivare, perché in questo modo dobbiamo espiare le nostre colpe. Terzo, non è vero che loro devono accettare le regole del gioco americane, loro devono tenersi stretta alla loro cultura di provenienza, i loro valori, il loro modello di civiltà, perché è moralmente più buono del nostro. Questo è il pensiero di questa sinistra radicale no border, di cui, e qui faccio già un salto all'Europa, guardate, l'equivalente è Carola Rackete, quella che è stata osannata come la capitana coraggiosa che aiutava a salvare migranti che attraversavano il Mediterraneo. Sicuramente ha fatto delle cose audaci e anche generose, però se ascoltate i suoi discorsi è la replica. Cioè questi hanno il diritto di venire qui perché noi siamo colpevoli di tutto ciò che loro soffrono e l'Europa fa schifo. Carola Rackete è di origine tedesca, dice della Germania che è un paese orribile, che ha accumulato così tante colpe che deve espiarle tutte. Questo mi pare una descrizione di suicidio occidentale. Noi siamo solo portatori di valori negativi e chi entra, quindi venendo da fuori, ha solo dei diritti, non ha nessun dovere. L'America di oggi non è più quella dove 22 anni fa io mi esaltavo vedendo uscire da una volante di polizia la pattuglia multietnica. L'America di oggi io ve la racconto con un altro episodio e qui salto dalla questione immigrati e Columbus Day alla questione razziale. È un episodio che ho denunciato sulle colonne del Corriere della Sera, attirando anche una certa attenzione internazionale, quando nel dicembre scorso è successa una tragedia a poca distanza da casa mia a New York. Un giovane ricercatore italiano, Davide Giri, che stava lavorando alla Columbia University di New York, è stato assassinato. Abbastanza selvaggiamente, ma non voglio entrare nei dettagli. Poi, a poca distanza dal luogo del suo omicidio, un altro turista italiano di passaggio è stato pure aggredito, ferito gravemente, ma per fortuna si è salvato. Ma quello che mi ha colpito, a parte la tragedia, è che il New York Times ha censurato questa notizia, perché l'assassino era nero, era un afroamericano, membro di una gang famigerata, notoria, liberato anzitempo dal carcere pur essendo responsabile di crimini violenti, e la vittima aveva la colpa di essere bianco e quindi la notizia non interessava il New York Times. Se fosse stato il contrario, se fosse stato un giovane afroamericano, un giovane black, ucciso da un bianco, e magari da un bianco razzista, magari da un bianco che vota Trump, sarebbero state pagine e pagine sull'avvenimento. Invece no, la cosa non interessava perché non entrava nella narrazione politicamente corretta. Questo l'ho scritto denunciando un comportamento vergognoso di quello che era stato un grande giornale, oggi non lo è più,
Curiosamente, per delle ragioni che in realtà posso anche capire, il mio articolo uscito in Italia sul Corriere della Sera ha interessato molto la stampa tedesca. I 2 maggiori quotidiani tedeschi lo hanno ripreso, mi hanno intervistato e poi hanno sollecitato il New York Times perché rispondesse alle accuse. Silenzio. La vicenda è stata sepolta, ma di vicende così ce ne sono continuamente. Si è costruita una narrazione, ad esempio, per cui esiste un clima di razzismo in America di cui tutte le minoranze sono colpevoli, inclusi gli asiatici, e ci sono stati atti di violenza contro cinesi americani. Ma il New York Times cancella sempre l'identità degli aggressori, che sono sempre di colore, perché purtroppo esiste un'animosità tra queste 2 comunità. I black, letteralmente si può dire, usando un linguaggio un po' brutale, sono gelosi del successo dei cinesi. I cinesi sono un caso un po' come gli italiani o gli irlandesi, ma molto di più, di immigrati che arrivarono poverissimi, talvolta perfino in condizioni di schiavitù. I famosi coolies cinesi erano semischiavi e oggi la media di reddito dei cinesi, degli asiatici americani in generale, è superiore a quella dei bianchi. E qui, ecco, entriamo in un'altra dinamica di questo politicamente corretto che sta divorando letteralmente l'America, perché cominciano le resistenze. E per fortuna, tu mi chiedevi, no, mi pare, così vengo a rispondere anche alla prima delle tue domande, come ne usciremo? Ma vedete, gli esempi potrebbero continuare innumerevoli su come il politicamente corretto stia corrodendo la fiducia che abbiamo in noi stessi, l'autostima nei valori dell'Occidente. Ma il grande interrogativo è come è stato possibile. Perché un certo estremismo, io me lo ricordo bene, esisteva negli anni 70. Ecco, anche negli anni 60, ma negli anni 60 ero bambino, negli anni 70 ero adolescente o ventenne, me lo ricordo, l'estremismo per esempio dei nostri gruppi extraparlamentari, non tanto del PC a cui appartenevo io all'epoca, il PC di Berlinguer, ma nei gruppi extraparlamentari, lotta continua, potere operaio, avanguardia operaia, movimento studentesco di Capanna, quelli personaggi anche di queste zone, diciamo così, non di Valdagno ma qua vicino come Toni Negri, no? Ce li ricordiamo tutti, cattivi maestri che teorizzarono o furono molto comprensivi e indulgenti verso il terrorismo rosso, verso le brigate rosse, l'epoca dei sequestri, degli ammazzamenti, no? Certo, no, era violenza, ma erano una minoranza, diciamo così, all'opposizione. Si definivano un contropotere, una sorta di pensiero alternativo. La vera novità di oggi è che l'ideologia radicale è stata cooptata dall'establishment, non solo i grandi giornali come il New York Times, le grandi televisioni come la CNN, Hollywood, dove il politicamente corretto regna, ma le multinazionali più ricche del pianeta, i giganti del capitalismo digitale, Google, Facebook, che censurano Trump, operano una censura molto mirata politicamente, e magari hanno anche hanno sicuramente delle buone giustificazioni per censurare Trump, ma lo fanno a senso unico. Non c'è mai una censura degli eccessi dall'altra parte, quando per esempio dopo l'orribile assassinio di George Floyd, quel nero che è stato letteralmente torturato in diretta davanti a chi lo riprendeva da un poliziotto bianco razzista che gli stringeva il ginocchio sulla gola, un episodio che ha segnato il paese per la sua crudeltà, per la sua ferocia. Ma quando su quello si sono innestati dei movimenti antirazzisti che hanno dato via libera alle gang per il saccheggio sistematico, la violenza, la distruzione, l'assalto ai commissari di polizia, l'assalto alle prefetture, i negozi incendiati, i negozi non a caso, prima di tutto di Rolex, di Armani, di Gucci, svuotati da bande organizzate,
Tutto questo è stato, non è mai stato oggetto di una vera denuncia da parte del grande establishment del capitalismo digitale, ha deciso da che parte sta. Questa è la novità vera. Cioè, Tony Negri è diventato, come dire, forse alcuni qui non sanno nemmeno chi sia Tony Negri, i giovani non possono saperlo, insomma era un estremista piuttosto pericoloso per le teorie che propugnava, era un professore universitario di Padova, no? Mi pare, quindi. Tony Negri è diventato il maestro di una generazione che oggi siede nei consigli di amministrazione di Google, di Facebook, di Apple e di Amazon. La stessa che dice noi salveremo il pianeta. Cioè qui concludo su questo perché poi avrete domande a non finire, ma questa è l'altra perversione, la ragione per cui me la prendo perfino con Greta Thunberg, con questa diciottenne. Io non ce l'ho con Greta Thunberg naturalmente, però perché a 18 anni siamo stati tutti rivoluzionari e sognatori e utopisti. Quello che mi indigna sono gli adulti che si genuflettono davanti all'ambientalismo adolescenziale. Sono gli adulti che hanno trasformato Greta in una sacerdotessa sacra di un culto nuovo, un culto neopagano, e con i suoi messaggi apocalittici sulla fine del mondo dietro l'angolo, con questa narrazione molto cupa, anti-industriale, che demonizza lo sviluppo. Questi sono messaggi terrificanti per le giovani generazioni. Già io trovo discutibile che si sia trasformata in una nuova Giovanna d'Arco, una ragazza che ha deciso di smettere di andare a scuola, che va in giro per il mondo a spargere il verbo come una predicatrice letteralmente, ma non è una scienziata. Ci sono scienziati che la usano. Sono scienziati che hanno capito che usando questa icona di Greta Thunberg acquistano ancora più autorevolezza, prestigio, potere, ma soprattutto una delle cose che mi preoccupa di più è il messaggio contro lo sviluppo, la demonizzazione dello sviluppo economico, che è la medicina di cui abbiamo bisogno, usato bene, diretto verso gli scopi giusti. Lo sviluppo economico è quello che ci salverà. Non è un caso se la Tesla è nata in California, la Tesla, la marca di auto elettriche, è nata in California, non in Costa Rica o in Nicaragua. Dov'è che nascono le innovazioni che possono sconfiggere il cambiamento climatico? Il cambiamento climatico esiste come l'attività umana ne è una componente determinante. Nel mio libro, nel capitolo sull'ambiente, non troverete citato mai un negazionista, solo dei veri scienziati ambientalisti, che però non si accodano all'andazzo, alla moda dell'apocalisse, che spiegano come appunto è l'investimento nelle tecnologie quello che ci può salvare, e l'investimento richiede ricchezza, quindi non la demonizzazione dello sviluppo economico. Non fare la traversata dell'Atlantico su uno yacht a vela, che è un gesto letteralmente snob, quello che ha fatto Greta Thunberg. Eppure è stato applaudito, no? È diventato anche quello parte della sua leggenda. Quando un governo di un paese povero, lo Sri Lanka, ha ascoltato i consigli degli ambientalisti radical chic e ha convertito la sua agricoltura all'agricoltura biologica, sono crollati i raccolti e c'è stata la fame e le rivolte nello Sri Lanka. Questi sono i danni che può fare la moda di un certo ambientalismo ultra radicale. Le reazioni però ci sono, ne ricordo velocemente due. Questo tipo di politicamente corretto è un pensiero molto elitario che ha dietro l'establishment capitalistico, quello stesso establishment delle multinazionali che ha sventrato la classe operaia, impoverito il ceto medio, esportato l'industria in Cina, oggi salva l'ambiente, tra virgolette, no? È diventato portatore di tutti questi bellissimi valori positivi, e nei consigli d'amministrazione vuole che ci siano un gay, un transgender, un afroamericano, un ispanico,
Questo è il nuovo verbo Vangelo del politicamente corretto, ma la maggioranza non si riconosce. A New York, dopo che Black Lives Matter nelle sue frange più estremiste aveva provocato una ritirata della polizia da interi quartieri, una delegittimazione delle forze dell'ordine, anche addirittura un taglio di fondi alle forze dell'ordine, gli elettori hanno voluto un nuovo sindaco che è al tempo stesso black, un afroamericano e un ex capitano di polizia. E il messaggio è molto chiaro: ridateci la polizia nelle strade, perché nel frattempo ci sono stati aumenti degli omicidi del 40%. E chi ha votato di più? Il nuovo sindaco Eric Adams, l'ex poliziotto, gli afroamericani del Bronx, gli afroamericani di Harlem, dove succedono più sparatorie, dove c'è la violenza delle gang, è lì che rivogliono la polizia. Oppure quello che è successo, e su questo mi fermo perché gli esempi sono troppi, ma quello che è successo nella mia prima patria americana, prima di New York abitavo a San Francisco, dove a un certo momento, vicino alla California c'è uno stato ancora più radical chic, ancora più estremista di sinistra, che è l'Oregon. L'Oregon fa a volte da apripista per certi esperimenti estremi. Hanno fatto delle statistiche da cui è venuto fuori che nelle scuole gli studenti black, afroamericani, sono purtroppo mediamente gli ultimi in matematica. Qual è la soluzione? Abolire gli esami di matematica. Sì, no, non sto scherzando purtroppo, capisco la risatina, ma guardate che intanto non è una realtà troppo dissimile da un certo modo in cui funziona la scuola italiana, dove in certe regioni del paese per colmare le diseguaglianze si regalano i voti facili e le promozioni. Guarda, la mentalità è la stessa, è la stessa. Questo esperimento dell'Oregon l'hanno voluto trapiantare a San Francisco, dove il Board of Education, che è l'equivalente di un provveditorato agli studi qui da noi, ma in realtà è fatto da persone elette, il Board of Education sono eletti dai genitori, ha deciso di togliere la selezione all'ingresso in alcune scuole pubbliche molto selettive dove c'erano degli esami di accesso. Perché? Sempre per la stessa ragione. Vogliamo che i giovani afroamericani possano entrare, quindi anziché migliorare la loro istruzione, anziché aiutarli a sapere di più, aboliamo la selezione, aboliamo la meritocrazia. Solo che la cosa gli si è rivoltata contro, perché c'è stata la rivolta dei cinesi, anzi delle cinesi, delle mamme tigri. Eh sì, perché a San Francisco c'è una grossa comunità di cinesi americani e lì vale un mondo alla rovescia. Cioè il principio educativo della mamma tigre è che i figli devono fare enormi sacrifici, devono essere allenati alla selezione, la meritocrazia viene rispettata nella cultura confuciana dei cinesi, e quindi l'etica del sacrificio, l'etica del cui l'educazione, l'istruzione, il rispetto dei professori, il rispetto dell'autorità e poi tanto, tanto, tanto maledettissimo studio. Studiare, studiare, studiare. E i cinesi sono i più bravi. Sono quelli che vincono tutti i concorsi, sono quelli che vincono le borse di studio e lì dove ci sono dei sistemi selettivi all'ingresso, loro sono sempre i primi. E così la riforma che voleva abolire la selezione all'ingresso ha scatenato le mamme tigri cinesi, data una rivolta, e hanno cacciato via i membri eletti del Board of Education in quello che è uno dei tanti segnali che questo modello del suicidio occidentale comincia a mostrare, tutti i danni che può fare, ma anche le potenzialità di una controreazione per restituire la fiducia in noi stessi, nei nostri valori, nella nostra storia, nella nostra tradizione, in quello che siamo stati, senza darne una versione edulcorata, senza ignorare le cose orribili che la civiltà occidentale
i peccati orribili di cui la civiltà occidentale si è macchiata, ma senza trasformare nemmeno la storia del mondo in una favoletta per bambini molto molto ingenui, in cui ci sono tutti i cattivi da una parte e tutti i buoni dall'altra. Grazie a Federico. Come anche lui ha sollecitato, aspettiamo le vostre domande. Nel frattempo ti chiedo solo un paio di cose. C'è una lettura un po' fuori dei schemi che noi troviamo nei giornali, o almeno nella cultura qui che leggiamo, sull'idea che tu ti sei fatta per quanto riguarda la Corte Costituzionale americana, sentenza sull'aborto, perché sappiamo, noi abbiamo una lettura anche, tu dai un'interpretazione un attimino più precisa che riguarda poi anche la crisi della democrazia. L'ultima cosa volevo chiederti, non so quanto durerà, è vero, noi siamo un impero erbivoro, puntiamo molto sui nostri valori, ma quanto secondo te quello che sta succedendo in Ucraina, la guerra, può essere per noi un elemento che ci fa pensare, perché vedo anche riflessioni su questo, cioè se vediamo da una parte persone disponibili a morire per quello che noi davamo per scontato, probabilmente questo è un elemento, potrebbe essere un elemento che ci aiuta a riflettere un po' su questo. Poi guardate, qui c'è un microfono che gira, chi volesse quindi intervenire basta alzare la mano e Federico è in grado, penso benissimo, di rispondere. Prego. Dunque, potrei sulla questione dell'aborto, che è una questione importantissima, delicatissima, potrei cavarmela con una battuta, attirando la vostra attenzione su questo dettaglio. Papa Francesco, che in questo paese è stato trasformato da molti in una autorità di geopolitica, e quello che dice lui sulla guerra sembra avere il dogma dell'infallibilità. E sapete a cosa mi riferisco, insomma, ha preso delle posizioni molto, molto nette. Quando ha applaudito alla sentenza della Corte Suprema americana sull'aborto, è sparito dai media italiani. Cioè gli stessi media italiani che lo hanno esaltato come il capo di tutti i pacifisti o cosiddetti pacifisti, quelli che dicono non bisogna dare armi all'Ucraina. Gli stessi giornali che davano al Papa i titoloni in prima pagina e gli davano un'autorità immensa quando parlava di cose sulle quali non mi risulta ci sia dogma dell'infallibilità del Papa, lo hanno ignorato, cancellato quando ha detto che la Corte Suprema aveva ragione. Questo è un Papa, come dire, che va a giorni alterni, no? Quando serve è buonissimo, è fantastico, è meraviglioso. Quando dice le cose su cui un Papa avrebbe più autorità, cioè si esprime su questioni etiche, sulle quali avrebbe più autorità, scompare. E io ne ho parlato con degli amici cattolici italiani che addirittura non sapevano che il Papa Francesco avesse preso questa posizione. Peraltro è coerente con la dottrina della Chiesa sull'aborto. La questione ovviamente è drammatica, quella della Corte Suprema, ma intanto non è un divieto di aborto, non è una negazione del diritto di abortire. La Corte Suprema ha solo detto, e tuttavia le conseguenze sono gigantesche, ha solo detto che non c'è dentro la Costituzione degli Stati Uniti un appiglio per il diritto ad abortire e quindi ha rinviato la questione al legislatore. Il legislatore, che rappresenta il popolo americano, deve legiferare sull'aborto. E questo è molto democratico. Purtroppo, siccome siamo in una democrazia spaccata, lacerata e divisa, questo è impossibile a livello nazionale, cioè non ci sarà una legge federale approvata dal Congresso sull'aborto,
è possibile a livello nazionale, ma ulteriormente spaccando in due l'America. Avremo grosso modo metà degli stati dove l'aborto, se non è completamente vietato, comunque ha dei limiti talmente forti da essere quasi impossibile, l'altra metà dove verrà perfino più liberalizzato di quanto è adesso, e saranno offerti anche degli aiuti per quelle donne che, volendo praticare una interruzione di gravidanza, vogliano spostarsi, che so, dal Texas allo stato di New York. Ci saranno aiuti economici, ci saranno agevolazioni. Questo è la fotografia del Paese. E sicuramente questa Corte Suprema è una Corte molto politicizzata, molto di destra. Gli argomenti sull'aborto, ecco, stanno diventando così estremi da una parte e dall'altra che diventa perfino impossibile ragionare sul cuore della questione. Io sono molto sincero in questo, io non sono credente, quindi non ho una ragione specifica religiosa per oppormi al diritto delle donne di scegliere ciò che fanno del loro corpo e quello che fanno di una gravidanza, se la vogliono portare a termine o interrompere. Non ho nessuna ragione di principio, però cerco di ascoltare gli argomenti degli altri e descrivere il mondo diciamo così, anti-aborto, quello che in America preferisce autodefinirsi pro-life, a favore della vita, come un mondo fatto solo di oscurantisti, bigotti, reazionari, eventualmente anche fascisti, perché molti di questi votano per Trump, non mi soddisfa. C'è una parte perfino di pensiero ateo che si interroga sulla vita umana. C'è tante minoranze etniche dove gli antiabortisti sono nella comunità afroamericana ci sono moltissimi antiabortisti per ragioni religiose. Tra gli ispanici, quindi immigrati latinoamericani, cattolici o evangelici protestanti, ci sono moltissimi. Quindi questa caricatura che è molto diffusa in America ma anche in Italia, che gli antiabortisti sono quelle cose schifose che vedete, no? Cioè bianchi, obesi, hanno la rivoltella nel fondino, hanno la bandiera americana sulle spalle, sono sostanzialmente degli esseri ripugnanti che appartengono al Medioevo e che andrebbero ricacciati nel Medioevo. Non è una cosa onesta raccontarcela così. Così come quando io scopro, ma qui mi avventuro su un terreno che veramente non è il mio, quando scopro l'alta percentuale di medici obiettori di coscienza in Italia che non vogliono praticare l'aborto, io vorrei, per mia curiosità, vorrei che qualche giornale ogni tanto andasse a sentire le ragioni che hanno. Ma ci potrà essere anche qualche barlume di ragione. Io nel libro cito delle frasi anche di femministe storiche americane che si interrogano, senza rimettere in discussione le libertà e i diritti della donna, ma si interrogano sulla questione della vita, dove comincia la vita. E vedete, poi sempre in questo libro, nelle parti più storiche, io cito una teologa francese, una donna studiosa dell'antichità cristiana, si chiama Chantal Delsol, che ha scritto La fin de la chrétienté, la fine della civiltà cristiana, e che ricostruisce in modo interessantissimo come i passaggi da una civiltà all'altra sono segnati dalla inversione valoriale, e tutti i valori che vennero imposti dal cristianesimo erano l'esatto contrario dei valori del paganesimo romano. Nell'antica Roma pagana l'aborto era consentito, il divorzio era consentito anche come diritto delle donne, era perfino consentito l'infanticidio per far fuori i bambini disabili, l'omosessualità era perfettamente lecita e non era... E il cristianesimo, per imporre il suo marchio sulla società, rovescia completamente tutta l'impostazione valoriale del paganesimo romano.
Ora noi siamo in una di queste fasi di passaggio in cui si sta tentando un'inversione valoriale simile. È possibilissimo che coloro che vogliono questa inversione valoriale abbiano ragione, però bisogna avere quantomeno coscienza della storicità. Non è che i nuovi valori, non è che il fatto che adesso nelle scuole americane si voglia insegnare ai bambini piccoli già che hanno diritto a un'identità sessuale fluida, che non devono scegliere, e questi tornano a casa dai genitori sgomenti dicendo io ho deciso di non essere né l'una né l'altra cosa. Questo stiamo attenti a definirlo progresso con la P maiuscola, perché perdiamo il senso della storia. Siamo semplicemente di fronte a un sistema che sta cercando di ribaltare completamente tutto ciò che veniva prima. Non ho risposto sull'Ucraina, scusa. La questione, certo che l'Ucraina c'entra moltissimo, anche se il mio non è un libro sulla guerra in Ucraina, ma è evidente che personaggi come Vladimir Putin e Xi Jinping ci hanno ascoltato con attenzione mentre noi procedevamo nella demolizione sistematica dei valori occidentali. Questa è una cosa che russi e cinesi osservano con grande attenzione da tempo, questa autodemolizione, perché corrisponde perfettamente ai loro disegni geopolitici. Cioè, ma lo dicono. 3 anni fa, in un'intervista al Financial Times, Putin disse l'Occidente è un malato terminale, siete una civiltà moribonda, non credete più in voi, non avete più valori. Xi Jinping dice le stesse cose, descrive l'Occidente come una civiltà decadente che è arrivata ormai alla fine del suo percorso, che non ha nessuna ragione di funzionare come funziona efficacemente il regime cinese, e quindi certo che le cose sono strettamente collegate tra loro. Il fatto che a un certo momento questi nuovi imperi antichissimi, ma nella nuova versione che hanno l'impero cinese e russo, pensano che questo sia il momento giusto per dare la spallata all'Occidente, perché ne hanno le prove. Grazie. Allora, se nel frattempo, ecco qui c'è una domanda. Sì, arriva il microfono un attimo. Allora, a me pare che in questa polarizzazione di sinistra e destra ci sia anche un'altra questione, che l'Occidente stia morendo perché sta relativizzando tante cose, tanti valori e tanti principi. La domanda è: nel momento in cui si verrà ad acuire la crisi economica, credo che tra Ucraina e cose del genere, le situazioni conflittuali nella società diventeranno ancora più forti, e si acutizza ancora di più, oppure questo relativismo torna a cercare posizioni più solide sia a sinistra che a destra? Non so se mi sono spiegata. Sì, è una domanda complessa. Sono abbastanza d'accordo. L'idea del relativismo, intendiamoci, non è nuova, e vorrei anche, ne approfitto per chiarire una cosa. Il riflesso che abbiamo noi occidentali dell'autocritica è positivo, fa parte delle nostre forze, questo non va mai dimenticato, cioè è una delle nostre qualità, la nostra capacità di rimetterci continuamente in discussione, anche a rischio del relativismo, di non pensare per principio che abbiamo ragione noi. Questo fa parte delle nostre qualità ed è anche un sintomo di salute democratica il fatto che ci dividiamo, che non la pensiamo tutti allo stesso modo.
quella che Xi Jinping considera una debolezza della democrazia, che è l'instabilità, il ciclo politico per cui abbiamo avuto, in America abbiamo avuto 8 anni di Bush, poi 8 anni di Obama, poi 4 di Trump, adesso Biden, cioè quest'alternarsi con delle spinte molto molto divaricanti, però fa parte anche di una vivacità democratica a cui non dobbiamo rinunciare, cioè non siamo bisognosi di uniformità e conformismo. Quindi questo dobbiamo anche avere il coraggio di difendere quella dose naturale e fisiologica di caos che fa parte delle democrazie, dove il relativismo diventa qualcosa di diverso e diventa suicidio occidentale, e quando non solo pensiamo che i valori possono essere relativi, che ogni civiltà ha i suoi, ma che i nostri sono quelli sbagliati, per principio, che noi siamo gli unici ad aver esportato il male nel mondo. Qui entriamo proprio nel terreno del suicidio. In quanto all'impatto, la sua domanda non la voglio dimenticare, l'impatto della crisi economica, se possa ulteriormente indebolirci oppure rafforzare. La crisi economica da sola dipende da come viene governata, da come ne usciamo. Diciamo che l'ultima che c'è stata, veramente importante, quella del 2008-2009, che poi ebbe un prolungamento nella crisi dell'Eurozona, è stato uno dei momenti in cui i dirigenti comunisti cinesi hanno detto siamo più bravi noi. Cioè quando l'America sprofondò in quella recessione, poi trascinò anche l'Europa, la Cina no. La Cina usò, dopo la crisi del 2008-2009, tornò a usare le leve del capitalismo di Stato, della spesa pubblica, del dirigismo, quindi tornò ad essere un paese un po' meno capitalista e un po' più socialista, e da allora che i cinesi si sono convinti di avere tutte le prove che il loro sistema funziona molto meglio del nostro. Quindi le crisi economiche possono diventare un test nella gara, nella competizione tra modelli. Poi in genere le democrazie occidentali riescono a gestire le crisi economiche abbastanza bene. Guardiamo come è stato in fondo minimizzato l'impatto economico e sociale della pandemia, molto meno grave di quello che si temeva. La pandemia è stata una tragedia sanitaria, il bilancio umano è terribile, ma dal punto di vista economico è stata una crisi più breve e meno grave di quanto temessimo, perché anche noi abbiamo usato spesa pubblica in abbondanza, gli Stati Uniti più di ogni altro. Quindi la reattività delle democrazie di fronte alle richieste dell'opinione pubblica c'è. Tant'è vero che, ne do un esempio a proposito, tornando all'ambientalismo, di fronte alla crisi energetica, allo shock energetico, Biden piuttosto fa marcia indietro su certi propositi ambientalisti, perché sa che ha bisogno di una benzina meno cara per l'automobilista. Nell'immediato non possiamo completamente prescindere né dal gas né dal petrolio, e questo shock sui prezzi, che contribuisce alla sua impopolarità, lo spingerà entro pochi giorni a visitare l'Arabia Saudita chiedendo ai sauditi di estrarre più petrolio, che non è esattamente quello che vuole Greta Thunberg, ma in California stanno decidendo di salvare una centrale nucleare che era destinata alla chiusura, la centrale del Diablo Canyon, perché c'è bisogno del nucleare. Quindi le democrazie sanno anche adattarsi, no? Sentono il malcontento degli elettori e cercano di rispondere. Se vedo per esempio come la Cina ha gestito il Covid, ci sono delle rigidità dei sistemi autoritari che a volte sono pericolose, no? Hanno commesso degli errori. È da 2 anni e mezzo che i cinesi non possono viaggiare all'estero e che la Cina è diventato un paese molto isolato per un atteggiamento eccessivamente rigido nella pandemia. Quando un governo democratico commette degli errori, prima o poi gli elettori lo cacciano e lo sostituiscono con un altro governo. In Cina questo non è possibile e quindi il governo persevera nell'errore. Per cui la risposta rimane aperta. Come ne usciremo da questa crisi economica? Se con un rafforzamento dell'Occidente democratico o un indebolimento
il verdetto è ancora aperto. Signor Rampini, lei parla di questa sinistra illiberale, questa sinistra radical chic, questo pentimento che sta avvenendo nella società americana. Ecco, la mia domanda è: c'è il rischio, ci sono le condizioni qui in Italia che in qualche modo queste idee di pentimento, di autocritica, di politicamente corretto si diffondano nella nostra società italiana e in qualche modo si riversano nella nostra vita quotidiana? Io penso di sì, ne vedo già dei segnali, anche se certi eccessi americani sono legati anche alla storia puritana degli Stati Uniti d'America, e quindi è una cultura diversa. Il nesso America-Inghilterra, il nesso linguistico-culturale fa sì che l'Inghilterra sia molto più simile agli Stati Uniti, anche se non è un paese a tradizione puritana. Però nel libro ricordo il caso estremo della Rowling, l'autrice di Harry Potter, che è stata letteralmente massacrata. Lei è una femminista storica, ha osato dire che secondo lei esiste una identità biologica della donna ed è stata bollata come transfobica, e c'è un movimento sui social media tra i giovani per cancellare completamente e boicottare le vendite dei libri di Harry Potter. Queste cose in Italia non mi risulta che siano ancora arrivate, però un certo discorso della sinistra no border sull'immigrazione lo sento anche qui da anni. L'idea che in fondo, siccome è colpa nostra se sono poveri e quindi dobbiamo aprire le frontiere e non dobbiamo essere particolarmente esigenti sul rispetto delle regole, l'idea... A me questa è una cosa, tra l'altro, che incrocia il dibattito sullo ius scholae. A me piace molto lo ius scholae. Lo ius scholae, devo dire, corrisponde ancora a quell'America che funzionava. Ecco, quando in America le cose andavano per il verso giusto e gli immigrati venivano integrati, noi avevamo un percorso che conosco perché l'ho fatto io, come mia moglie e come i nostri figli, cioè 5 anni di green card minimo, cioè di permesso legale di residenza permanente, e poi hai diritto di chiedere la cittadinanza. Passi un esame, è un esame di lingua e di storia degli Stati Uniti e Costituzione degli Stati Uniti. È molto bello il concetto. Questo è esattamente il messaggio che va dato agli immigrati, cioè sei benvenuto se vuoi integrarti in questo paese, e per volerti integrare devi volerne accettare le regole. Le regole più importanti sono quelle scritte nella Costituzione. Quindi questa è una cosa che mi trova, ma ogni tanto invece si sentono anche in Italia delle voci che sostengono che non sta a noi dettare regole, condizioni, e che insistono soprattutto sui tanti diritti e non sui doveri. Mi pare che questo sia un linguaggio che è già diventato corrente qui in Italia. E ci sono anche dei tentativi di importare in Italia il discorso estremo di difesa a oltranza di tutte le minoranze, penalizzando chi non appartiene a quelle minoranze. E poi il meccanismo del contagio dall'America all'Italia funziona anche nei modi più imprevedibili, perché molti della sua età, più o meno, vanno a studiare negli Stati Uniti, fanno domanda di ammissione in una università americana e improvvisamente scoprono questo nuovo universo di regole. Un italiano abbastanza famoso che ha una figlia in età che sta facendo la maturità, mi ha raccontato, è un imprenditore tra l'altro, mi ha raccontato come questa figlia, che ha finito qui a Milano una scuola internazionale, sta mandando le famose application,
le candidature a diverse università americane e delle amiche americane le hanno dato dei consigli su come preparare questa candidatura. Hanno detto: dove c'è la tua scheda biografica e la domanda sul sesso, non mettere femmina o maschio, metti non binario, perché guadagni dei punteggi. E così entra in gioco anche tanta ipocrisia, no? Ci si adatta al conformismo pur di guadagnare dei punti, no? È il meccanismo dei social media, del resto, è il gregge, il comportamento gregario, no? C'è una forte pressione dei propri coetanei, dei propri pari per intrupparsi nel gregge. Ha una domanda in fondo a sinistra, la mia sinistra, Buonasera, gli Stati Uniti sono in testa a molte statistiche, io ne ho due su cui mi piacerebbe avere il suo parere. La prima è: hanno avuto fino al 2020, dall'origine, 282 premi Nobel. La seconda nazione sono l'Inghilterra, l'United Kingdom, con solo 105. La seconda è: gli Stati Uniti hanno più di 2 milioni di persone in prigione. Sono la nazione con più detenuti al mondo. Ne hanno 640 ogni 100.000. La seconda è la Russia con 300, l'Italia ne ha 100. Mi può spiegare queste due statistiche? Secondo me hanno un senso. Perché gli Stati Uniti sono così forti nei Nobel e hanno così tanti prigionieri? Grazie. Ma guardi, più che spiegare queste statistiche potrei aggiungerne altre che aumentano il senso di sconcerto e di contraddizione. Siamo il paese più armato, no? Sappiamo che ci sono in America più armi da fuoco che abitanti. Pare l'ultima statistica sono 400 milioni di armi da fuoco e 330 milioni di abitanti. Siccome poi molti di noi non hanno armi da fuoco, vuol dire che alcuni ne hanno degli arsenali in casa. E le sparatorie fanno notizia anche qui, lo sapete quello che accade ogni tanto con l'uso delle armi da fuoco in America. Al tempo stesso, per proseguire nel gioco che fa lei, che è giustissimo, cioè sottolineare gli aspetti più estremi da una parte e dall'altra, siamo ancora il paese che continua a trarre i cervelli da tutto il resto del mondo. Questo in parte spiega la statistica sui Nobel, no? Quei Nobel che lei ha citato probabilmente includono dei Nobel naturalizzati, che sono nati? Ancora meglio, sì. Vabbè, abbiamo le migliori università del mondo, non si discute, tant'è vero che i tanti cervelli italiani, talenti italiani vogliono venire negli Stati Uniti perché sanno quali opportunità di ricerca avranno. E poi magari qualcuno diventerà anche un premio Nobel, ma comunque l'America va abbracciata, ne dico non abbracciata col senso dell'affetto, ma va considerata in tutti questi estremi. E questo è un po' il senso dell'altro libro che si è affacciato lì, che si intitola semplicemente America, che è un libro, che è un viaggio, una storia anche di vita personale in mezzo a tutte queste contraddizioni. È un paese di estremi. Intanto forse chiamarlo paese è anche fuorviante, è un continente molto più grande dell'Europa, con al suo interno delle diversità così estreme che superano la diversità che ci può essere tra la Grecia e l'Inghilterra o tra il Portogallo e la Svezia. Ne abbiamo ancora di più di diversità. E quindi è tutto così estremo e al tempo stesso poi bisognerebbe parlare di Americhe al plurale, perché quell'America dove vivo io in questo momento a New York è molto diversa dalla Florida.
sia perché New York è governata dalla sinistra e Florida dalla destra, ma anche perché sono proprio due modelli alternativi. In questo momento, tra l'altro, sembra vincere la Florida perché molti newyorkesi si trasferiscono. Quindi non esiste una spiegazione singola del perché l'America abbia il record dei premi Nobel e al tempo stesso il record dei carcerati. Certamente è un paese che ha avuto il carcere facile, come ha le armi da fuoco facili. Detto questo, ecco, chi cerca di intervenire sul sintomo senza aggredire la causa sta facendo dei disastri. Quel giovane afroamericano, membro di una gang, che ha ucciso Davide Giri, il ricercatore italiano a Manhattan, era stato liberato da un procuratore ultraprogressista di quelli che sostengono che le carceri americane vanno svuotate, perché i criminali sono vittime del sistema. Soprattutto se sono di colore, sono vittime di una società razzista e quindi non è colpa loro. Ecco, quello che sta accadendo, l'impennata nelle statistiche sugli omicidi, sul crimine, sui reati violenti, è in parte la conseguenza del fatto che esiste questa scuola di pensiero, che aggredisce i sintomi e non le cause. Sì, buonasera. Io vorrei riallacciarmi all'esempio che facevo prima dell'Università della California, che ha progettato, ipotizzato di abolire le selezioni all'ingresso, e raccontare un episodio a cui ho assistito qualche anno fa proprio qui in Italia, quando ho sentito un dirigente scolastico di un istituto secondario dire all'interlocutore che la sua, quella dove svolgeva le funzioni di dirigente, è una scuola inclusiva e non è una scuola meritocratica, che se l'interlocutore avesse voluto andare in una scuola, mandare i figli in una scuola meritocratica, avrebbe dovuto scegliere il privato. Io sono rimasto sconcertato perché la mia idea è che la scuola pubblica possa essere o debba essere meritocratica. Potremmo anche avere due scuole, una scuola inclusiva, e chi sceglie va nella scuola inclusiva, e una scuola meritocratica dove insegnanti di scuola pubblica scelgono magari di adottare sistemi diversi. È ancora più sconcertante perché provengo, o comunque mi sento nell'alveo un po' della sinistra come idea generale, e mi sembra che queste tematiche sempre di più nel corso degli anni, anche qui in Italia, vengano lasciate alla destra, a Fratelli d'Italia, alla Meloni, cioè quasi non si potesse discutere di alcuni temi perché l'idea generale dominante in questo momento nella scuola italiana è l'inclusione, e quindi in nome di un concetto, peraltro sicuramente interessante, importante, questo concetto sembra scacciare qualsiasi altra idea che sia anche solo teoricamente, come dire, al contrario. Ecco. Volevo fare questa osservazione perché quando si diceva cosa sta accadendo in Italia, a me sembra di leggere molti elementi nella nostra società che virino in questo senso. Sono totalmente d'accordo con lei. Tra l'altro il mio esempio californiano era di un liceo, ci sono anche all'università queste tendenze, ma comunque mi riferivo proprio a un liceo pubblico. Voglio aggiungere, a conferma di quello che lei dice, che mi trova d'accordo, risalire a uno scontro originario nella cultura della sinistra italiana che ebbe luogo negli anni 60, perché si opposero proprio le due anime. Una era quella del voto politico del 68, perché il tema, la battaglia per il voto politico era proprio quella: non vogliamo selezione, non vogliamo meritocrazia. Era una campagna tipica degli estremisti di sinistra, no? La promozione è un diritto di tutti. Il titolo di studio è un diritto di tutti, quindi non vogliamo selezione. E l'altro era Don Lorenzo Milani, che Don Lorenzo Milani, prete di sinistra, molto addirittura rivoluzionario, che teneva una scuola per ragazzi molto poveri a Barbiana, dalle parti in Toscana, e scrisse
insieme con i suoi studenti la lettera a una professoressa, credo 1967, era l'epoca delle battaglie sul voto politico e lui era al contrario, ma proprio all'estremo opposto, cioè Don Milani diceva ai figli degli operai: guardate che quelli che vi vogliono regalare la promozione vi vogliono fregare, perché vi lasciano nella vostra ignoranza e voi sarete sempre sfavoriti rispetto ai figli dei padroni. Però vi regalano quel pezzo di carta, no? E così credono di essersi messi la coscienza a posto. Anziché sollevare il vostro livello culturale, vi lasciano, rimanete pure ignoranti, però avete diritto a tutti i titoli di studio che volete, così siamo inclusivi. All'epoca non era di moda la parola inclusiva, però il voto politico era chiaramente inclusivo. Ecco, Don Milani vale la pena rileggere perché era un professore molto severo, molto selettivo e molto meritocratico. Ad un certo punto nel libro dice che gli stati europei con una base cattolica, cioè Spagna, Francia e Italia, hanno in qualche maniera degli anticorpi verso questa sinistra liberale. E quindi la mia domanda è: in cosa potremmo essere utili agli amici americani? E la seconda domanda, un po' una provocazione: cos'è che hanno inventato i cinesi negli ultimi 30 anni che ha cambiato o meglio migliorato le nostre vite? Io fitterei che lì vicino anche c'è un'altra domanda e così ci avviamo poi anche alla conclusione, se non ci sono altri che chiedono. Sì, prego. Sì, buonasera. Allora, diciamo che io sono sostanzialmente d'accordo con tutto quello che ha detto questa sera, okay, anche nei vari libri che ho letto, e volevo collegarmi un po' con l'inizio, con la prima domanda, cioè come se ne esce da questa situazione di crisi di valori. Ecco, io dico sostanzialmente con l'onestà di dire le cose come stanno, e le faccio un esempio. Io sono un piccolo imprenditore di un'azienda manifatturiera ed è da un anno che sto sostanzialmente litigando con gli aumenti dei prezzi, i problemi di logistica, i problemi di trasporti, eccetera, eccetera. Un container dalla Cina costa quasi 10 volte il prezzo di pre-crisi. Questo mi ha fatto sostanzialmente prevedere lo scenario di superinflazione o iperinflazione, un supraciclo economico e uno scenario potenzialmente di recessione. Poi invece noi abbiamo i nostri, l'establishment che ci governa, sia in Italia sia in Europa, che ha fatto finta di niente. Anzi, se noi vediamo i dirigenti della BCE a gennaio parlavano di una transizione, di una inflazione transitoria. Ecco, com'è possibile che io, che sono un piccolo che non conta niente sostanzialmente, che ci sono arrivato con quasi un anno di anticipo, e chi ci governa invece ha fatto finta di niente? Beh, cerco di rispondere in modo abbastanza sintetico, vista la tarda ora, ma sulla questione gli anticorpi che alcuni paesi cattolici hanno nei confronti di certe derive puritane della società americana, qui forse gli esempi più interessanti li potrebbe raccontare mia moglie, da cui attingo, saccheggio la sua esperienza, perché mia moglie fa l'insegnante, è qui con noi stasera, come sapete, l'ho già detto, ma in America lavora come insegnante e quindi è da 20 anni che è per me anche il contatto con il mondo della scuola e dell'insegnamento avviene anche attraverso di lei. A San Francisco insegnava in un liceo internazionale dove ricordava con anche un certo divertimento, una certa ironia, la irritazione delle sue colleghe francesi che dicevano: ma noi spendiamo una fortuna in cosmetici e in vestiti, in accessori di moda, i nostri colleghi maschi devono guardare dall'altra parte, non possono farci complimenti per paura di essere accusati di sexual harassment, molestie. E questo è un po' il clima neopuritano e con degli estremi anche più estremi di questo.
la società cattolica nella sua versione attuale, perché abbiamo avuto anche noi la Controriforma, c'era l'epoca in cui eravamo noi i più sessuofobici. Diciamo che il rapporto con la sessualità, anche con l'erotismo, è un po' più rilassato in certi paesi cattolici come la Francia, l'Italia e la Spagna, anche se poi però noi abbiamo delle arretratezze di fronte alle quali non voglio chiudere gli occhi, cioè quando vedo i femminicidi in Italia, la violenza contro le donne, il sessismo sui luoghi di lavoro, perché con tutti i suoi difetti l'America ha una percentuale di donne ai piani alti delle aziende che l'Italia neanche si sogna. Quindi non voglio essere frainteso, non voglio spiegarmi male quando dico degli anticorpi del cattolicesimo, poi però ci sono anche tante cose che noi abbiamo da imparare dagli americani e dalle americane sui diritti delle donne. L'Italia non è un paradiso, tutt'altro. Quindi bisogna avere gli occhi bene aperti e vedere anche le qualità del modello americano. Su cosa la Cina ha inventato negli ultimi 30 anni per rendere la nostra vita migliore, direi negli ultimi 30 anni la Cina non ha inventato nulla che rendesse la nostra vita migliore, l'ha resa un po' meno costosa. Cioè la Cina ha reso la nostra vita più economica. Lo sconto cinese è stato uno dei dati fondamentali della globalizzazione di quest'ultimo trentennio e continua a esserlo. Cioè, nonostante i propositi che si sentono anche ad altissimo livello, a cominciare dal presidente Biden, di ridurre i legami di dipendenza con la Cina, quando io vado su Amazon e ordino qualunque prodotto, a prescindere, almeno una volta su due mi arriva un made in China. Cioè per adesso i segnali di emancipazione da questa dipendenza sono molto molto sottili. Quindi è quello fondamentalmente. Poi se guardiamo ai 3.000 anni di storia della Cina, allora un po' di cose le hanno inventate, insomma, dalla polvere da sparo perfino la scrittura, le banconote, cioè in realtà è stata la civiltà di gran lunga più innovativa nella storia umana, ma lì dobbiamo risalire ai tempi di Marco Polo, ecco. Ai tempi di Marco Polo erano molto molto innovativi ed erano avanti a noi di alcune lunghezze. E sull'altro tema, sulla onestà, ecco, e l'inflazione, le banche centrali, io sono d'accordo che sull'inflazione si è consumata una delle più grandi figuracce degli economisti nel mondo intero. E la stragrande maggioranza degli economisti non l'ha vista arrivare, l'ha sottovalutata, l'ha considerata un fenomeno passeggero e dico economisti da quelli che lavorano per le banche centrali, per l'appunto gli uffici studi delle banche centrali, fino agli economisti che lavorano nelle università o nelle aziende private. È stato un disastro, un vero disastro, con delle conseguenze pratiche importanti, perché abbiamo continuato a stampare moneta e a distribuire aiuti quando non ce n'era più bisogno, perché il problema non era più la crisi della pandemia, ma era già il rischio dell'inflazione. Quindi adesso purtroppo deve arrivare una cura che sarà ancora più dolorosa, proprio perché è una cura tardiva. Siccome le banche centrali, non solo la BCE, ma prima ancora la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, hanno reagito molto molto in ritardo all'inflazione, adesso devono curarla con dei rialzi dei tassi di interesse molto forti, molto frequenti, e questo potrebbe fabbricarci la prossima recessione. Forse è già cominciata, ecco, ancora è difficile valutarlo, ma non si può escludere che sia già cominciata la recessione. Mi dispiace finire su questa nota negativa e quindi invece una cosa. No, voglio proprio raccogliere lo spunto positivo del suo intervento, cioè con un po' più di coraggio, di trasparenza e di sincerità, noi dobbiamo ricostruire la nostra autostima, perché quella è uno dei motori fondamentali nella storia umana, e non si costruisce nulla se non si ha fiducia in sé. Se continuiamo a pensare che noi siamo soltanto portatori di
Mali, che la storia dell'Occidente è un romanzo criminale. Inevitabilmente siamo sfiduciati, diamo anche alle giovani generazioni dei messaggi di rinuncia, no? di abbandono. Anche quello che sta succedendo nel mercato del lavoro dei giovani è molto interessante, la difficoltà di tante aziende a reclutare giovani, no? Quindi il lavoro, che è quasi un lavoro di autopsicanalisi, di ricostruzione dell'autostima e della fiducia in sé, è uno dei cantieri più importanti che abbiamo di fronte a noi. Grazie. Allora, grazie a Federico. Andiamo a casa con queste 3 parole: fiducia, autostima. Io aggiungo anche giustamente autocritica. Allora, c'era un grande filosofo che ci diceva cogito ergo sum. Noi siamo probabilmente una speranza è che noi dubito anche ergo sum, perché ci poniamo le domande. E grazie a voi che siete stati qui con noi, e un grazie ancora a Federico, e seguiteci. Chi vuole iscriversi, anche essere informato delle nostre iniziative, alla fine poi trovate un modulo. Grazie ancora. Ovviamente Federico è qui a disposizione se volete, anche vi rilascia poi anche un autografo. Grazie.